Ciccone Pasqualino, Cifanti Brigida, Monaco Valeria, Cacchia Teodolinda, Magardi Anna Maria, Finillo Angelo, Ricciardi Federica, Di Corato Massimo, Costa Michelina, Olivieri Alfonso, Ciccone Domenico, Caprera Inaria. Risultano presenti 12 consiglieri. Buon pomeriggio a tutti. Questo consiglio di oggi ha un unico punto all'ordine del giorno, che è quello della nomina del revisore dei conti per il triennio 2015-2017. In base alla normativa vigente siamo stati in prefettura dove, come appunto prevede la legge, è stata fatta una estrazione telematica, chiamiamola così, che ha individuato 3 nominativi, che sono Niro Corradino, Donna Concetta Laura e Carone Antonio Buonaventura. Avendo contattato il primo nominativo individuato in questa estrazione, nel nome del dottor Niro Corradino, è stato ovviamente contattato e si è chiesto la disponibilità. Avendo confermato la disponibilità, oggi noi ratifichiamo la nomina del dottor Corradino a revisore del comune di Stornarella per il triennio appunto 2015-2017. Sì, la nomina. No, si va in ordine, non è che noi scegliamo tra i 3, si va in ordine. Se il dottor Corradino avesse detto di no, che per motivi non poteva, saremmo dovuti passare al secondo nominativo e così discorrendo. Una delle cose la norma delle elezioni viene fatta dal prefetto per il primo degli estratti per quanto riguarda veniva rifatta l'estrazione. Allora, per quanto riguarda il compenso annuo, abbiamo stabilito il minimo previsto dalla normativa vigente, che con la riduzione del 10%, quindi 6.490 meno la riduzione, il compenso annuo previsto è di 5.841 euro, oltre a quelli che sono il rimborso spese documentate di viaggio per un importo massimo del 50%, oltre agli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa. Non c'è più una nota, quindi pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Facciamo soltanto, non possiamo fare gli auguri di buon lavoro. Sono i consiglieri che ringrazio, anche se la nomina è già scontata, questa è una ratifica, comunque fa sempre piacere essere stato notarato per la sito, e quindi cercherò di dare il massimo di quello che è la mia esperienza professionale. La prima scensione dello studio della voce che la prima funzione, la prima viene registrato. La prima funzione, ma pure due parole, la prima funzione che viene richiesta alla persona, in questo caso il persone che comunque ha situazioni inferiori a 15.000 euro, e la prima funzione è quella di collaborazione con il Consiglio comunale. E quindi sarà per me molto importante collaborare. Io voglio con la massima disponibilità collaborare con il Consiglio. Le altre due funzioni che sono connesse con questo sono la funzione di vigilanza e la funzione di controllo, che purtroppo bisogna esercitare, per cui questo vale la prima funzione, quella di collaborazione, che tutto si svolga nell'interesse del comune e della popolazione. Le altre due funzioni nell'interesse della correttezza, della legalità e della trasparenza. Per cui io al primo posto metto la collaborazione e quindi darò il massimo. Questo è quello che vi ringrazio. Grazie a voi.
è sciolta.